Friulano, altra corsa. L'Udinese non finisce di stupire, consegnando alla città e al popolo friulano l'ennesima conquista europea. Non sarà Champions, ma l'Europa League portata a casa quest'anno vale le due precedenti. 8 punti nelle ultime 8 giornate, un rullo compressore inarrestabile che ha divorato tutte le avversarie. La festa è iniziata alle 22:30, seppur in tono minore rispetto al passato. Si sa che il tifoso friulano, per sua natura, non è focoso, ma ama la sua squadra a modo suo. I caroselli di festa ci sono stati comunque tra Piazza Primo Maggio e Piazza Libertà. C'è chi ha festeggiato personalizzando, magari con un bacio passionale verso la compagna per sbollire la delusione, vedi capitolo Inter, e chi ha pensato bene di cantare la ode in chiave 2.0. Una cosa è certa, l'Udinese centra il terzo biglietto europeo consecutivo. Guidolin e il suo staff dimostrano la loro efficacia. La società continua nei suoi progressi in positivo. Ora aspetta al tifoso, quello che critica seduto comodamente in poltrona, fare da collante finale. Come dicono i miei amici. Però me lo dite in friulano, Ale Udis. Ale Udis.